Lo diceva l'attore Paolo Bonacelli nel film Giovanni Stecchino del 1991, dialogando in auto con Roberto Benigni. In quel caso il riferimento era alla città di Palermo, parlando di una delle piaghe del capoluogo siciliano, il traffico. Agli antipodi d'Italia oggi, nel 2026, anche a Trieste la viabilità è in cima ai pensieri della classe politica. Lo spunto questa volta proviene da Futuro Nazionale. La formazione del generale Vannacci sta preparando il terreno per le prossime elezioni amministrative a Trieste, ma in realtà il gruppo si sta radicando anche negli altri comuni del Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle città capoluogo, tanto a Udine quanto a Pordenone e Gorizia. Ma il focus di Angelo Lippi, referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Trieste 23, è sulla città della Bora, che negli anni, con l'esplosione del turismo, ha visto una sempre maggior congestione delle vie cittadine, in particolare del centro storico. La chiave di lettura è semplice: per rendere la città a portata di tutti, per primi residenti, bisogna chiudere il centro al traffico privato e spingere forte sulle pedonalizzazioni e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Trieste deve guardare a diventare una città che sia una città per tutti e non solo per chi ci viene ogni tanto. Conseguentemente il problema del traffico è un problema vero, importante, serio e va affrontato, a mio avviso, con soluzioni radicali nel tempo, nel medio tempo. Bisogna educare le persone a usare sempre meno i mezzi privati e sempre più i mezzi pubblici. Sembra facile, sembra una banalità, ma non lo è. Ma soprattutto bisogna investire. Le città, i centri storici non sono fatte per le automobili, bisogna farcene una ragione, come esistono in tutte le città importanti d'Europa. I centri storici vanno chiusi. Il processo però, secondo Lippi, non dovrà essere immediato, non un tasto da premere per cambiare modalità. Servirà un percorso a tappe, con una pianificazione che nel tempo, in modo quasi impercettibile, permetterà un graduale cambio nelle abitudini dei cittadini e un adeguamento automatico per i turisti. Bisogna fare, ripeto, educazione, investimento su questo tema, ma il fine ultimo è questo: le città devono essere, i centri storici, i centri urbani devono essere liberi dell'automobile privata.